bisogna che noi ci aiutiamo, specialmente adesso che si avvicina anche il Santo Natale. E io vi assicuro anche una preghiera particolare per tutti voi, per le vostre famiglie. Stanno andando bene, anche se all'inizio c'era un po' di timore, insomma, è la prima volta che organizziamo una cosa del genere, ma credo che non sarà l'ultima. Questa collaborazione è nata l'anno scorso con un'iniziativa in cui classe per classe abbiamo, appunto su richiesta della scuola, presentato le attività di solidarietà che la comunità di Sant'Egidio fa qui in città per i poveri, in particolare le persone di strada e gli anziani. E dopo questo primo incontro è nata l'idea di organizzare qui a scuola un gesto concreto di solidarietà e quindi un pranzo per le persone che vivono per la strada sotto Natale, che è quel periodo dell'anno in cui si muovono tante energie di solidarietà e devo dire anno dopo anno sempre di più. E questo pranzo di Natale qui al Barbarigo con le persone di strada è un frutto di questa amicizia lunga un anno ed è anche il frutto, direi, di un sogno comune di solidarietà, di rendere questa città migliore, più aperta ed accogliente. L'idea è sorta qualche tempo fa proprio a partire dai ragazzi. Quest'anno con il gruppo Giovani del Barbarigo abbiamo iniziato un percorso dedicato proprio al volontariato e qualcuno che conosceva già l'esperienza della comunità di Sant'Egidio del pranzo di Natale per i poveri ha detto: ma perché non apriamo la nostra scuola anche a loro? Ed è stata l'occasione proprio per mettere la testa fuori dalle mura, dal cancello della nostra scuola e di accorgerci che proprio qui, intorno alla nostra scuola, ci sono tante persone che vivono alla ghiaccio per strada e non hanno qualcuno che si prenda cura di loro. E così, nel nostro piccolo, rendendoci conto della limitatezza di questo segno, abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura, perché abbiamo la necessità di educarci al prenderci cura dell'altro, educarci a guardare, ad allargare i nostri orizzonti e soprattutto a considerare che quando aiutiamo gli altri a stare meglio, anche noi stiamo meglio.